Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo la partita in cui Bobby Fischer disintegrò nel giro di 21 mosse un computer. C'è da fare una doverosa premessa. Noi oggi siamo abituati con i computer che sono praticamente in grado di battere il campione del mondo ad occhi chiusi. La tecnologia ha fatto dei passi da giganti. Già negli anni 90, quando c'è stata la sfida Kasparov contro il Deep Blue, già lì parlavamo comunque di un'intelligenza artificiale assolutamente evoluta, in grado di riuscire anche a vincere delle partite contro il campione del mondo in carica. Qui siamo 20 anni prima, quindi siamo nel 1977, la tecnologia è quella che era e quindi questo mi fa anche sempre molto dubitare che siamo andati sulla Luna, però queste sono mie considerazioni perché vedrete le mosse che fa questo computer, quindi, quindi è tutto un dire. Fatto sta che Bobby Fischer è un grande genio, vinse tranquillamente queste tre partite stracciando sempre il computer, utilizzando anche aperture particolari come vedremo in questa partita. E tra l'altro è bellissimo, Kasparov era un grande fan di Fischer e all'interno del suo libro ha scritto che secondo lui Fischer era il classico caso di qualcuno che rimane intrappolato mentalmente all'interno del gioco, un prigioniero di scacchi che si è perso nelle sue profondità e che ha perso il senso dell'orientamento nella vita reale. In pratica era diventata per lui un'ossessione. Ti conto che comunque Fischer era una persona estroversa, lo sappiamo tutti, ti consiglio di vedere due film che hanno girato su di lui, li trovi anche in italiano. E Fischer disse anche che era in grado di vincere contro qualsiasi donna del pianeta anche senza un cavallo all'interno del proprio schieramento. Quindi un personaggio un po' particolare, diciamo così. Vediamo comunque com'è andata questa partita. E 4 e 5, cosa giochi contro un computer? Chiaramente il gambetto, direi l'apertura più sfavorevole in assoluto. No, scherzo, non è la peggiore, però contro un computer ci vuole sempre un certo coraggio. Gambetto direi accettato, alfiere C4, D5 si ridà indietro un pedone per avere gli alfieri liberi di agire sulla scacchiera, cavallo F6, C3, alfiere B4, cavallo F3. A questo punto la partita continua con arrocco corto, il computer cattura l'alfiere, cavallo, adesso c'è questo alfiere minacciato che va in D6. Ora subito questa spinta lascerebbe il nostro cavallo in sospeso, quindi Bobby gioca D4 sia per chiudere questa diagonale sia per supportare ancora meglio questa spinta di pedone. Adesso appunto questo pedone è attaccato dall'alfiere, ma dopo la spinta in E5 non ci sarà più l'alfiere a difendere, perciò il computer gioca a G5. Ora Bobby trova una mossa che è veramente spettacolare. La riesci a trovare? Ti lascio 10 secondi per pensarci. E la mossa che è stata giocata è semplicemente cavallo per G5. Ragioniamo un attimino mentalmente senza muovere i pezzi. Quindi cavallo per G5, donna per G5, quindi c'è il sacrificio di un pezzo. Adesso però torre e alfiere sono liberi di attaccare su F4, però su F4 ora ci sono due difensori, c'è la donna che difende e c'è l'alfiere. Dopo la spinta in E5, questo alfiere non controlla più il punto F4, non solo, l'alfiere non ha anche più case dove andare. Oddio, può ritirarsi in E7, c'è la donna che lo controlla, però in C5 non può andare, in B4 c'è sempre il cavallo, in A3 ancora non può andare. Quindi andrebbe in E7, che è una posizione assolutamente passiva, e in seguito anche della cattura dell'alfiere sul punto F4, la donna per rimanere in collegamento con l'alfiere in E7 sarebbe costretta ad andare in H4, ricordati che questo cavallo non c'è più, quindi ci potranno essere sicuramente dei tatticismi. Insomma, vedere tutto questo è veramente da fuori di testa. Quindi sacrificio di cavallo su G5, donna per G5
E5, mossa sorprendente del computer che cerca un matto su G2. Ora qui c'era la mossa forte che era cavallo in F4, cavallo in F4 si guadagnava un pezzo, un pedone, si attaccava all'alfiere e chiaramente si parava anche il matto e in più liberava anche questo alfiere che attaccava velatamente la donna. Ora non so se, non penso che Bobby non l'abbia vista, lui giocò torre F2, probabilmente questo cavallo gli serviva qui, infatti in futuro poi lo giocherà anche in F6. Sacrificio del computer su E5, mossa discutibile, e ora alfiere su F4, oh scusami, c'è prima C6 e ora appunto alfiere F4 che è mossa intermedia, tanto il cavallo può aspettare a spostarsi, donna C7 e ora cavallo in F6 scacco, il re è costretto ad andare nell'angolino. Adesso donna H5, donna H5 si crea pressione su H7, si minaccia anche l'alfiere e ora il computer così decise di giocare torre di 8, ma sì, andiamo all'attacco, non si sa bene dove perché sia la settima traversa che l'ottava, nel caso del nero, ma nel caso del bianco la seconda traversa e la prima sono ottenute, quindi non si capisce bene il motivo di questa mossa e ora crolla chiaramente l'alfiere in H3. Cavallo in A6, guarda, siamo alla 17ª mossa e il computer deve ancora sviluppare il proprio cavallo. Torre F3, ci sono bellissime minacce su torre F3. Donna G6 attaccando il punto in C2 e torre C1 per difendere questo attacco. Segue adesso re G7 e ora dimmi qual è la mossa da giocare per il bianco, non questa mossa non ha alcun senso. Torre G3, certo, si inchioda la donna, non si può spostare perché dietro c'è il re e qui il computer addirittura giocò torre in H8 e adesso trovami la mossa migliore. Sicuramente catturare la donna è una buona mossa, ma quando si può fare scacco matto lo si fa subito. Donna H6, scacco matto. Perché scacco matto? Perché il re qui non può andare, non può catturare il cavallo perché è protetto dal pedone. Non può catturare la donna perché è protetta dall'alfiere. Non può andare qui perché c'è la propria torre, non può andare qui perché c'è il cavallo che controlla e non può andare qui perché c'è sempre la diagonale della donna. La donna del nero non può catturare la donna in H6 poiché è inchiodata dalla torre, motivo per cui questo è scacco matto. Quindi partita grandiosa, aiutato anche chiaramente dal contributo del computer che insomma ha margini di miglioramento. Sarebbe bellissimo oggi riuscire a vedere una partita fra il grande Bobby che non c'è più e un computer moderno per vedere insomma come andrebbe a finire la partita, però vabbè, rimarrà sempre un'immaginazione. Bene, spero che il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto ad iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!